Uno scontro frontale tremendo. Guardate come sono ridotte le due Peugeot coinvolte nel grave incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 9 in via Kennedy a Riese Pio X. Entrambe le auto, dopo il violento impatto, sono finite nei due fossati che costeggiano la carreggiata. Due le persone rimaste ferite, una donna di 67 anni che risiede a poche centinaia di metri dal punto del sinistro. Ha riportato un trauma toracico e addominale, trasportata in elisoccorso al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il conducente dell'altra macchina, la Peugeot 3008, un 33enne ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto con ferite di media entità. Intervenuti sul posto i sanitari del SUEM 118 con l'elicottero e due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e per deviare il traffico. Traffico che lungo via Kennedy è sempre molto sostenuto. Tanto pericoloso, perché tanto traffico e questo incrocio qua è molto pericoloso perché per là va a Riese, tutti chi che lavora qua e passa via. È pericolo sempre perché trova quasi le micidiali perché la gente per quanto chi guarda, macchine corre a tutta manetta e succede sempre qualcosa. La pedemontana, mi dice lei, non ha migliorato la situazione. Niente, proprio niente, perché è massa caro, massa che nel pedaggio. Questo tratto della regionale 245 è stato più volte al centro della cronaca, teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali. Non gravi così, ma però che si toccano tante volte. Di gravi ne sono successi negli anni passati diversi, addirittura con morti proprio qua. Adesso era un po' che non succedeva cose del genere, però diciamo una volta alla settimana o nella rotonda o qua si toccano sempre.